un mio amico Riccardo, tatuatore, lo ha installato con questi strumenti. Questi qui si installano in questo modo qui, in modo leggermente invasivo, mentre nel 2017 ne ho installati altri due. Questi altri due sono gli stessi che usiamo nei badge per aprire le porte. Infatti con questo qui io faccio delle firme, mentre con questi qui apro le porte del data center, le porte del garage di casa e poi anche una cassaforte. Ne parla come fossero dei normali tatuaggi, in realtà sono dei microchip che si è fatto installare sotto pelle, ben 4 fino ad oggi. Gianni Donadel, consulente finanziario conegliano e appassionato di tecnologie, ne va decisamente orgoglioso. Il primo inserimento sottocutaneo nel 2016, altato una sorta di chicco di riso metallico. Tecnicamente è questo qui. E anche la dimensione, questa qui, quella reale. Quindi non è piccolissimo. No, non è piccolissimo, infatti quando mi hanno detto un chicco di riso speravo fosse un po' più piccolo, sinceramente. È sufficiente che avvicino la mano e qui la porta si apre. Donadel, 65 anni, non apre solo porte o effettua pagamenti semplicemente appoggiando la mano. I nuovi microchip hanno anche altri scopi. La prossima sperimentazione a cui ho aderito è la tecnologia, questo qui che ho inserito appunto per pagare, questo lo si sente, è a 3 cm di dimensione per un paio di millimetri di spessore, e per rilevare dati biometrici sanitari, glicemia o altro, quindi qualcuno deve pur farlo. Una cavia consapevole, si definisce Gianni, spesso protagonista di episodi dai risvolti comici, quasi surreali. Ero qui vicino a un negozio, avevo l'orologio sulla sinistra e la commessa si è preoccupata di dirmi che non dovevo avvicinare la destra perché non sarei riuscito a pagare, perché l'orologio era di qua. Un'altra volta che non avevo niente, non avevo neanche il telefono, mi hanno portato dal direttore perché hanno visto uscire lo scontrino, pur essendo validata la transazione, si chiedevano come fosse stato possibile, quindi ho dovuto spiegargli, poi hanno voluto fare delle foto assieme tra l'altro. Nessun problema in metal detector e soprattutto assicura nessun pericolo per la riservatezza dei dati contenuti nel microchip. I comuni cellulari sarebbero molto peggio. Vulnerabile in termini di privacy lo siamo avendo sempre in mano questi apparati. Questione di prospettiva, di sicuro il 65enne coneglianese è tra i primi e tra i pochi in Italia ad aver fatto questa scelta. Quando mi tiene per mano mi dice che tocca senza il bottone magico e lo vuole far installare anche lui in effetti. Un cyber nonno. Sì, cyber nonno, esatto, sì.